questa sera qui a Conegliano le Lupe di San Martino di Lupari con il numero 2 Maria Pilatone, numero 3 Marta Squizzato, numero 6 Aurora Donato, numero 8 Martina Tau, 10 Sofia Ferraro, 12 Francesca Bertoncello, 15 Gaia Reschiglian, 18 la capitana Sara Ferraro, 20 Rachele Bortolozzo, 24 Ginevra Cedolini, 26 Linda Matilde Lessio, 27 Caterina Piatti, capoallenatore Facundo Berziartua, primo assistente Michele Parolin, accompagnatore Gabriele Giacchin. E per il basket femminile conegliano, accompagnate dalle nostre atlete della squadra Under 13, andiamo a presentare le nostre giocatrici con il numero 0 Rossana Boccalato, con il numero 3 Silvia Ostan, con il numero 6 la capitana Francesca Marchioni, con il numero 7 Sara Colombi, con il numero 8 Luna Sara Giuliano, con il numero 9 Maya Tramontin, con il numero 10 Sara Malbascia, numero 11 Lisa Grava, numero 12 Serena Marton, numero 16 Giorgia Zanardo, numero 18 Marta Maschietto, numero 21 Claudia Amabiglia, capoallenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo. Arbitrano alza il volume, alza il volume a palla. Buonasera, benvenuti qui al Pala BFC per questa partita. Siamo nel girone di ritorno e qui a Conegliano ci sono ospiti le giovani Lupe di San Martino, la squadra B del San Martino di Gruppo, una squadra che ha una grandissima tradizione in A1 e con questa squadra inizia le viste dando un filo da torcere a parecchie squadre. Oggi Conegliano si trova una gatta da pelare, anzi una lupa da pelare, non da poco come noi siamo trovati una piccola gatta da pelare con le batterie del microfono che hanno smesso di funzionare, ma diamo in ogni caso il benvenuto qui in cabina di regia ad Andrea Grava e a Fabrizio Torazza che è qui con me per questa partita che oggi, come si pronuncia Fabri, come la vedi? La vedo sicuramente una partita molto tosta, giustamente come dicevi tu, intanto il solito scherzone di inizio del Grava che ha sabotato il nostro impianto audio, ma poi appunto una squadra che ha una società meglio, che ha una grandissima tradizione nella pallacanestro femminile, più di 50 anni di storia, prima squadra che gioca in A1, ben 7 squadre categoria giovanili perché fanno 2 squadre under 19, 2 squadre under 17 e poi fanno under 15, under 14, under 13. Questa squadra di Serie B è praticamente l'under 19 più alcuni innesti ma del 2005 e 2004, però una squadra assolutamente tosta, squadra ovviamente molto atletica, molto ben allenata, con giocatrici dal sicuro avvenire su palcoscenici nazionali. Esatto, quindi praticamente è un under 21 Fabri. Praticamente un under 21 se vogliamo dire così, però con tante atlete del 2007, con qualche del 2006, quindi molto giovane. E dall'altra parte c'è Conegliano che è reduce da una trasferta in quel di Venezia, in una palestra che è sita nella località Scampia di Venezia. Non scherziamo, ma diciamo, abbiamo dei ricordi lì. Abbiamo alcuni ricordi lì e purtroppo abbiamo perso ai supplementari una partita combattutissima contro la squadra B della Reyer, che insomma chiamiamola la squadra B, ma insomma... No, guarda, forse è la miglior partita del BFC della stagione. Partite fortissimo le nostre ragazze, siamo andati addirittura a chiudere il primo quarto sul 26-13, poi ovviamente la Reyer ha messo in campo tutta la propria fisicità ma anche la propria qualità tecnica. Siamo arrivati ai supplementari con un canestro anche un po' rocambolesco a pochi secondi dalla fine della Reyer, perché eravamo sopra di 3 a 10 secondi dalla fine,
e poi nel supplementare noi non ne avevamo più, ma poi c'è stata una giocatrice in particolare, Isabella San, classe 2009, che veramente si è rivelata immarcabile. Ma d'altronde questi giovani prospetti della Reyer e delle Lupe sono dei prospetti interessantissimi. Vi anticipiamo anche una piccola novità: avremo qui tra il primo e il secondo quarto ospite qui in console un altro prospetto molto importante. Noi non diciamo niente, ok? Diciamo che viene dai monti, non diciamo che viene dai mari, non diciamo che viene dalle valli, quindi Laura Valli sarà qui con noi tra il primo e il secondo quarto, verrà a salutarci, ma la giornata sarà ricca di tante iniziative. Fabio, abbiamo ancora tutta una serie di canzoni e citazioni sanremesi da sciorinare. L'ultima volta uno di voi che ci segue da casa si è aggiudicato il premio perché ha saputo indovinare a quale atleta di Conegliano noi facevamo riferimento citando la canzone. Anche oggi continueremo con questo piccolo giochino, abbiamo ancora qualche altro ritornello da citare. Se voi sarete lesti potete scrivere sulla chat il nome della giocatrice e aggiudicarvi il premio che verrà consegnato di persona alla prossima partita in casa della BFC. Quindi oggi avremo Daniele Leonarduzzi che verrà qui a ritirare il suo premio e ci saluterà dalla console. Avremo anche oggi lo sponsor day per Estetica Mimosa e quindi nella pausa lunga tra secondo, terzo e quarto avremo anche quest'ospite. Palla 2, si inizia. Sì, palla 2 un po' impari tra Boccalato, ricordiamo fresca di laurea in scienze motorie, e Chiatti, molto più alta di lei, ma vince Boccalato. Poi sbagliamo il tiro da sotto, quindi le Lupe subito in attacco, proprio con Chiatti che va a gestire il gioco dalla situazione di punta, marcata da Marta Maschietto, va a attaccare addirittura in palleggio, raddoppiata da Boccalato che le strappa direttamente la palla dalle mani. Poi però è velocissima Martina Tau andare a rubare la palla, andare via in contropiede. Sì, Martina Tau, ottimo passaggio ai primi 2 punti per le Lupe con Caterina Piatti. Questa volta non aveva nessuno a contestare la palla ed ha potuto appoggiare agilmente a canestro. Dall'altra parte Sara Lombardiano che riceve palla da Serenamente. Adesso dovrà tirare lo schermo con la Mabiglia che subito spara da 3, potrebbe si chiude sul ferro, è buono nel tempo scelto da Boccalato per il rimbalzo. Il tiro di Marton è lungo ma si va a riprendere palla, a prendersi palla e a segnare. Sì, intanto una curiosità tecnica subito nella partita: le Lupe partono subito a zona, così come aveva fatto la Reyer la scorsa settimana, che ha fatto praticamente 40 minuti di zona contro la nostra squadra, che poi in realtà teoricamente dovrebbe essere anche una squadra abbastanza pericolosa nel tiro da fuori, però insomma sono scelte tecniche che hanno pagato la settimana scorsa, vedremo questa sera. Sì, dall'altra parte iniziamo a salutare gli amici che seguono da casa, in particolare Vati 99 che subito cita Sara Luna Giuliano, una sua giocatrice, dice. Quindi Vati continua a interagire con noi, lasciaci poi commenti e suggerimenti per questa partita che vede ancora Piatti che cerca di trovare la via del canestro per un'ottima opposizione da parte di Claudia Amabiglia. Sì, avete visto come Caterina Piatti, che comunque è alta 1,93 m, 1,94 m, comunque abbia una certa disinvoltura nel partire in palleggio fronte a canestro, andare a attaccare in 1 contro 1, una difenditrice comunque abbastanza mobile come Marta Maschietto, molto veloce, molto rapida anche Amabiglia a rubare la palla. Maschietto giustamente rinuncia a tirare in faccia a Piatti e poi invece chiude benissimo Serena Marton. 4 punti per lei. Benissimo, bravissimo. Serena Marton e soprattutto Marta Maschietto non passi in giro. Beffata dal ferro Claudia Amabiglia, ma è rapidissima ancora una volta, rimbalzo offensivo Serena Marton e poi Maschietto che può prendere proprio un tiro dal gomito, che sarebbe il suo tiro, è sfortunata in questo caso. Contropiede per San Martino di Lupari, che va a chiudere dai 2 punti con Martina Tau. Molto bene, quindi le Lupe sono 4 pari, adesso Marta Maschietto
stabilità la sigla. La Claudia Amabilia che ancora sta ragionando tutte con Amabilia finta il tiro da 3, buona circolazione di palla da parte di Conegliano. Poi però il passaggio di Boccarano perché c'erano un intervento preciso dalla parte, cioè c'era l'Europa che trova un centropiede, esce di troppo la palla, dall'altra parte tutto per la Conegliano. Time out per San Martino e un saluto ad Antonio Pagani. E time out anche per noi qui al Pala BFC. La corona che cerca di seguire Ceverino ancora su piatti, ma che si aperta della realizza se la ferma sotto se la saltare adesso ci sarà Donagliano che adesso sarà dato di nuovo su Giuliano cerca e continua a cercare Serena Martino, siamo molto lontani ma che adesso continua ha messo male il piede purtroppo Marta Maschetto. Sarà Donagliano trova un ottimo inserimento col fallo. Sì, trova quasi l'end one Sara Luna, saranno 2 tiri liberi per lei. Abbiamo visto che dal time out sono rientrate le Lupe con una difesa a uomo a tutto campo e anche Conegliano sta optando per una difesa pressing, quindi le squadre adesso stanno cominciando ad alzare un po' l'intensità. Sbaglia il primo tiro libero Giuliano. Ho visto Marta Maschetto zoppicare Fabri. Sì, anche io ho visto che non è completamente a posto, però adesso la vedo correre abbastanza sciolta. E ancora pressione a tutto campo con raddoppio da parte di Conegliano, però l'arbitro Pin vede un fallo. Sì, il fallo viene fischiato a Claudia Amabilia, anzi no scusate, Sara Luna Giuliano, il primo fallo di squadra per BFC, sono 2 i falli per San Martino che ha fatto fallo con Pilatone spizzato. Adesso il classico attacco 1-4 di San Martino, ma si cerca con grande insistenza sotto canestro Piatti proprio per sfruttare il suo vantaggio dal punto di vista fisico e dei centimetri, ma anche tecnico, perché vedete come si muove sul piede perno, poi però va a sbagliare, quindi sì, Conegliano in attacco. Le uniche contromisure che Conegliano può portare su Piatti sono quelle appunto di cercare di rubargli la palla non appena ce l'ha in mano, dato che comunque la sua altezza non le permette, diciamo, di nascondere la palla rispetto agli avversari possono andare a contestargliela, però per il resto lei ha un dominio fisico importante e anche sicuramente un bagaglio tecnico, Fabri, che le sta permettendo, diciamo, di essere una degli aghi della bilancia di questa partita. Sì, d'altra parte è una giocatrice che comunque sta giocando dei minuti anche con la squadra in A1, una giocatrice che comunque ha avuto esperienza in A2 a Costa Masnaga, ha già una buona esperienza di pallacanestro ad alti livelli, nonostante sia una giocatrice del 2006, quindi assolutamente accanto, oltre a lei c'è anche
Maria Pilatone, che è una 2007 che sta avendo, insomma, anche lei è nel giro delle nazionali giovanili. Benissimo qui Marta Squizzato in entrata per il +1 per le Lupe. Dall'altra parte è fallo su Sara Luna Giuliano che porta avanti la palla, quindi il terzo fallo di squadra delle Lupe. Ricordiamo che ancora nessuna delle due squadre è in bonus, la situazione falli è piuttosto tranquilla. Sì, non abbiamo lavorato benissimo su quel pick and roll, quindi Squizzato ha trovato praticamente un'autostrada Sì, per arrivare fino al ferro. era praticamente la pedemontana quando si paga meno il pedaggio, quindi dal lunedì al venerdì. Adesso Sara Luna va addirittura a tirare in faccia a Piatti. Non è ovviamente una buona idea, poi dall'altra parte perdiamo anche la palla. Sì, abbiamo perso la palla su una diciamo intensa marcatura da parte di Pilatone su Sara Luna Giuliano. Sara Luna reclamava il fallo, però gli arbitri non hanno convenuto su questa valutazione. Pilatone sbaglia il piazzato, però va subito a contestare la palla a Conegliano ed è ancora un'azione per le Lupe. E Pilatone da lì, ce la ricordiamo bene, Sì. segna spesso e volentieri. Sì, diciamo che sia io che Fabrizio abbiamo due figlie del 2007, quindi ce la ricordiamo since 2010, perché ha iniziato a giocare a basket probabilmente a 3 anni. E ha sempre fatto canestro fin dalla più giovane età. Esattamente. E continua a farlo. Non per niente, anche lei comunque è nazionale di categoria, tra l'altro prossimo raduno a Montegrotto a marzo con le Under 18 della nazionale di coach Lucchesi. Intanto Doc Boccalato. Esatto. Per il 13-9, quindi le Lupe sono comunque avanti di 4, hanno parecchio vantaggio, adesso faranno di tutto per capitalizzarlo ancora. E con la mia gufata sbaglia il tiro da 3. Tau. E Sara Luna Giuliano che cerca uno scarico su Amabiglia, ma sulla traiettoria la Caterina Piatti riesce a prenderla. Adesso è Serena Marton che va a cercare il contatto, poi trova l'amico tabellone, non amicissimo in questa situazione, poi si accusa direttamente del fallo Claudia Amabiglia. Sul cubo del cambio abbiamo Lisa Grava, abbiamo anche Sara Colombi. Dall'altra parte esce Martina Tau ed entra nella partita Gaia Reschiglian. Reschiglian, giocatrice del 2005, giovanili e A2 a Vicenza e poi qui a San Martino. (13 Lupe, 9 BFC un po' in difficoltà in questa fase perché le Lupe riescono a imporre il loro gioco. È entrata appunto Lisa Grava e Sara Malbach, quindi diciamo prova a dare un po' di ossigeno coach Mincleri. Purtroppo però qui nella virata Lisa Grava tocca con l'unghia del pollice la linea di centrocampo e l'infrazione è netta ed è giustamente fischiata. Pilatone ancora da 3 punti, sbaglia in questo caso. Sì, stranamente sbaglia. Però non è una buona idea lasciarla tirare praticamente libera da lì. Perde palla a metà campo Lisa Grava, in contropiede Reschiglian che adesso va a segnare e chiama time out coach Minincleri perché ci vuole parlare sopra. Sul 15-9 a 3-14 dalla fine del primo quarto. Sì, le Lupe diciamo con questo tipo di atteggiamento sono riuscite a scavare veramente un importante vantaggio nei confronti di BFC, che è nato soprattutto dal fatto di andare a contestare quasi ogni palla. Infatti BFC non riesce a trovare la lucidità per le trame offensive che invece nella prima parte del quarto ne riuscivano sicuramente più lineari, più fluide. E quindi Fabri, che cosa si metterà adesso coach Mincleri? Mi dicono che c'è un problema tecnico, che non si sente la mia voce. Mi dicono da casa che la mia voce non si sente al microfono. Se magari mi date qualche feedback. Sì, esatto, scriveteci sulla chat perché così riusciamo a sistemare i microfoni.
sento benissimo. Si sente benissimo? Sì. E invece mi dicono che si sente benissimo in questo momento, forse c'è stato qualche problema Esatto. che è stato risolto. Sì, esattamente. O forse Fabio ti stavi scolando lo spritz e non stavi parlando. Non stavo proprio parlando. Esatto, gentile pubblico da casa sappiate Mi che stava stimolando a dire qualcosa. Esatto. Fabri è un essere umano. E intanto Antonio Paganino ci conferma che sente benissimo, meno male. Guardate qui, noi siamo sempre, cerchiamo ogni giorno, ogni settimana, sempre di più di dare il meglio a livello di telecronaca, però ogni tanto alcuni problemi tecnici possono incorrere. C'è Rossana Boccalato che con un'ottima iniziativa penetra e prova lo scarico su Sara Malbascia, la palla però intercettata dalle Lupe, esce e adesso c'è Claudio Mabiglia che deve rimettere per Conegliano, che deve un po' ritrovare il bando della Matassera. Elisa Grava fuori dalla linea di 6-25, di nuovo su Claudia Mabiglia la prova da 3 e la mette. Claudia la mette dai 3 punti dall'angolo. Ossigeno puro per VFC che non riusciva più a trovare buone trame, adesso ha giocato bene, dall'altra parte comunque massima attenzione perché le Lupe riescono a liberare un altro tiro da 3 molto agevole. È schizzato, ci punisce dai 3 punti, d'altra parte la difesa giustamente è organizzata per raddoppiare Piatti quando riceve in post basso e qualcosa bisogna pur concedere sul perimetro. Molto brava in questo caso schizzato a segnare dai 3 punti, però dall'altra parte abbiamo Ross Boccalato che sbaglia, va a prendere il proprio rimbalzo e serve Amabiglia libera dall'angolo che sbaglia a sua volta. Sfortunata qui Amabiglia, ci sarebbe voluto un tiro da 3 per darci ossigeno e adesso invece c'è un fallo fischiato a Caterina Piatti. Credo, oppure è stata un'infrazione di 8 secondi, adesso qui non abbiamo neanche più il Grava in regia che ci dà. Esatto. Ma il Grava dove è andato? Il Grava secondo me sta bevendo degli spritz. No, il Grava beve solo acqua naturale fuori frigo. Acqua naturale di cassa. Esatto. E intanto Lisa Grava che serve Malbascia, che a sua volta serve Colombi dai 3 punti. Mamma mia, per poco non la mette Sara Colombi. Oggi Conegliano è leggermente imprecisa al tiro da 3 e qualche canestro in più dalla distanza ci serve perché le Lupe dall'altra parte invece sono veramente precisissime e giocano anche molto bene. Però è andata forte in rotazione difensiva Boccalato e adesso poi spara una specie di palombella a tutto campo per Colombi che riesce comunque a ricevere. Adesso Lisa Grava in 1 contro 1 per Colombi. Malbascia prova a attaccare Reschiglian, poi non controlla ma c'è un fallo. Sì, è riuscita a capitalizzare al massimo in questa azione Sara Malbascia che ha provato la penetrazione, non sembrava convintissima ma è riuscita a portare a casa un fallo che in questo momento vale come l'oro. Tra l'altro dal prossimo fallo la squadra di San Martino sarà in bonus, manca comunque solo 1 minuto e 14 alla fine di questo quarto, 18 per San Martino, 12 per Conegliano, palla per Boccalato che si gira molto bene, è in sacca, il quarto punto della sua partita. E Doc Boccalato non vuole saperne, lavora molto bene sia in difesa sia nella metacampo offensiva, adesso addirittura in difesa proprio su Piatti che però parte forte 1 contro 1, poi addirittura scarica, errore al tiro, rimbalzo Conegliano, poi un po' di fatica contro questa pressione difensiva a tutto campo delle Lupe, ma ottimo lo scarico di Lisa Grava, non precisissimo il tiro di Malbascia ma che però si riprende il rimbalzo con grandissima tenacia e adesso è Lisa Grava di nuovo sfrutta il blocco di Sara Malbascia che viene ritenuto irregolare, infatti sarà troppo deciso, diciamo, deciso, ma più che altro si è visto nettamente lo scivolamento proprio nel momento in cui si stava girando l'avversaria, per cui mi sento di dire che questo fischio è sacrosanto. Sì, poi ha alzato anche un po' i gomiti, diciamo. Sì. E intanto approfittiamo per salutare anche Matteo Simonetto, dirigente proprio delle Lupe, con cui ci siamo sentiti in settimana e ci ha dato un aiuto per avere un po' di materiale proprio anche per organizzare la diretta. E quindi ciao Matteo. Salutiamo anche Francesco Coco, l'arciere di Gorizia, che ci segue sempre con grande puntualità.
Boccalato sbaglia da sotto, Colombi cerca di contestare il rimbalzo, ma scade il tempo sul 20-14 per le Lupe. Sì, era fatto bene qui Rossana Boccalato, perché ha evitato di fare il solito e classico tiro da 3 e invece è andata a cercare la penetrazione, che purtroppo non è stata efficace. Adesso teniamo la linea perché tra pochissimo avremo la nostra prima ospite della giornata. Avremo Laura Valli qui. Laura Valli? Ospite. È lei? È lei? Allora, buonasera, siamo qui nella pausa tra il primo e il secondo quarto di questa partita tra Conegliano e BFC. Abbiamo qui ospite Laura Valli. Laura, benvenuta. Grazie, buonasera. Allora, Laura, probabilmente io ti presento perché magari non tutto il pubblico a casa ti conosce, ma comunque sei uno dei prospetti più interessanti. Hai fatto tanta esperienza nel basket, prima in Lombardia e poi qui in Veneto, e oggi ci vieni a trovare perché non stai giocando, purtroppo sei infortunata. Raccontaci qualcosa. Sì. Purtroppo quest'estate in nazionale col 3x3 mi sono rotta il crociato e 2 menischi, quindi adesso sto recuperando. Sono passati ormai 4 mesi dal mio infortunio, cioè 4 mesi dalla mia operazione, e niente, adesso sto facendo palestra, quindi sono in fase di riabilitazione palestra, non ho ancora iniziato a correre, però insomma pian piano si ritornerà. Bene Laura, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per un pronto recupero. Speriamo di vederti presto di nuovo nei campi da basket e ti facciamo un piccolo omaggio. Questa è una maglietta di un'iniziativa che come società abbiamo portato avanti insieme a Benetton Rugby. Certo. È un'iniziativa a favore, diciamo, della sensibilizzazione contro la violenza contro le donne. Grazie mille davvero, grazie. Laura, è stato un piacere averti qui, alla prossima. Grazie, ciao, alla prossima. Grazie mille. Super perfettissimo. Grazie. E torniamo quindi in diretta con Malbascia che ha 2 tiri liberi sul 20-14, 9-29 dalla fine del secondo quarto. (20-15) per le Lupe, è ancora difesa allungata, tutto campo per Conegliano. Colombi che marca Aurora Donato, giocatrice del 2008 addirittura, che mette quasi 9 punti a partita in questo campionato di Serie B. Tanto entra fortissimo Ginevra Cedolini, classe 2005. Ancora rimbalzo in attacco per San Martino, zona per Conegliano. San Martino si sta giocando parecchie seconde palle perché sta lavorando molto bene a rimbalzo. E poi Reschigliana, hai visto anche con questo palleggio, arresto e tiro davvero ben fatto a mettere ancora 2 punti. Guardate che intensità le Lupe. Dall'altra parte Francesca Marchioni che purtroppo sbaglia la sua specialità, ovvero tiro da 3, e prova subito il contropiede la squadra di San Martino. Bellissima azione con uno scarico molto interessante e grande, comunque grandissima intensità ancora di questa squadra di San Martino, Fabri. Sì, d'altra parte sai, sono ragazze molto giovani ma anche molto allenate, molto ben allenate, e quindi possono contare anche su una condizione fisico-atletica
molto buona, su una panchina molto lunga, quindi possono tenere questa intensità fortissima per tutta la partita. Può essere una chiave della partita. Poi ci sono alcuni contatti, forse un po' al limite. Adesso contropiede, situazione di 2 contro 1, con Reschilian che fa 3 passi, non vengono fischiati. K che recupera il rimbalzo, rischia un un classico po'. dai e vai con Giuliano, e poi è addirittura Serena Marton con un movimento Nowitzki a chiudere e a metterci un po' una pezza, diciamo, Sì, perché benissimo qui Serena Marton, 22 Lupe San Martino, 17 Conegliano. Conegliano che sta soffrendo questa grandissima intensità della squadra di San Martino. ancora Reschilian, vedete che come attacca e poi chiude in palleggio, arresto e tiro veramente in un fazzoletto. Mamma mia, veramente bravissime qui le atlete in casacca giallo-nera. Dall'altra parte Conegliano con Rossana Boccalato che si gira e ha fame di punti. Rossana è oggi a 6 punti. Adesso difesa 3 per Conegliano, si parte a zona, Reschilian, la palla dentro per Ferraro e poi ancora fuori, ma stoppata imperiale di Boccalato. Sì, è sparto per il contropiede di FC con Marton che serve Marchioni fuori per K tiro Appena dentro i 2 punti K, ma sbaglia. purtroppo, però ancora grande intensità in difesa, quindi diciamo che il Conegliano sta iniziando a rendere pan per focaccia rispetto a San Martino, alzando molto l'intensità difensiva, cosa che sicuramente però la mette un po' a rischio di fare qualche fallo, come è successo adesso con Serena Marton che ha fatto un contatto lievemente falloso sull'avversario. Conegliano sta pagando forse un attimino di imprecisione al tiro, magari a delle percentuali più basse rispetto a altre partite in cui ci aveva abituato a delle percentuali un po' più generose, ma sicuramente ha capito che per portare a casa questa partita dobbiamo alzare tanto l'intensità e non permettere alla squadra di San Martino di esprimere il proprio gioco. Adesso 24-19 a metà circa del secondo quarto, difesa zona per Conegliano, muove abbastanza bene la palla San Martino, poi addirittura con un tiro dal mezzo angolo di Piatti, un errore e poi Capitan Marchioni a rimbalzo va ancora una volta di esperienza a guadagnarsi un fallo. Allora qui Sera Ferraro si era preso un rimbalzo di grande esperienza spingendo l'avversaria, non era stato ravveduto dagli arbitri, purtroppo però per lei ha sbagliato da sotto. Dall'altra parte invece il rimbalzo è stato preso da BFC che ha costretto al fallo le Lupe. Sono 3 già i falli con 4 minuti nemmeno che sono passati in questo quarto, quindi un altro fattore potrebbe essere quello di portare in bonus la squadra avversaria. Serena Giuliano da 3 sbaglia, prova a prendere il rimbalzo Francesca Marchioni, ma il mismatch in centimetri con Caterina Piatti è troppo elevato. Tanto sul cubo del cambio Maia Tramontin, Fallo qui comunque ancora di Caterina Piatti, abbastanza evidente, strano che gli arbitri non se ne accorgano. bella l'apertura di Maschietto per Marton che va a chiudere, sbaglia da sotto, ma c'era anche un intervento difensivo probabilmente che l'ha condizionata e non condiziona però la mano caldissima di Claudia Amabilia. E ci voleva tutto questo secondo tiro da 3 perché ci permette di riportarci sotto a -2. Fabri dopo comunque un'azione sfortunata, perché secondo me sull'entrata di Serena, al di là magari dell'errore tecnico di Serena che si è trovata forse un po' troppo sotto rispetto al ferro, a mio avviso c'erano gli estremi per un contatto da fischiare. Ma sai, Non so forse cosa ne pensi. sì, probabilmente sì, perché comunque la vedevo ben coordinata per andare a canestro. Purtroppo qui non abbiamo il contributo tecnico del Grava che sembra un desaparecido. sia in doppia cifra con le acque naturali di cassa. E tra l'altro diciamo ci siamo anche persi chi ci mette su l'organizzazione. No, ha mandato una sua Molto sua bene, assistente. molto bene. Tanto approfittiamo per ringraziare Max Trabucco che ci dà dei feedback esatto. da casa sul funzionamento dell'impianto audio. Comunque il Grava sta facendo uno sfruttamento giovanile perché manda la giovane cugina a mettere Sicuramente un under 10. esattamente e ora si appare
Avevamo un po' di domande tecniche, Andrea, per te. Su questo arbitraggio sappiamo che comunque come al solito difenderai la categoria, ma ci sembrava che sul tiro di Serena Marton ci fosse anche un contatto. Allora, dalla posizione in cui ero io, secondo me era tutto pulito. Ma la posizione che eri tu eri al bar, scusa. Pulito. Era stato campo dalla parte opposta, ma qua sembrava pulito. Poi Va bene, dai. ovviamente il collega Come al solito. È una casta anche questa. Andrea Paraculo Grava ha, diciamo, comunque spezzato una lancia a favore del duo arbitrale, che in ogni caso Ha spezzato probabilmente anche un'arancia bevendo degli spritz al bar. comunque non era Simone Finlay. Volevamo chiederti una cosa, come mai durante i time out non parte anche la musica prima dell'organetto? È una scelta, una scelta di regia e la rispettiamo in quanto tale, proprio sì. per la separazione delle carriere che vige anche qua al BFC. Allora, intanto le Lupe fanno su 26-22 e Maya Tramontin che entra, purtroppo sbaglia, era un'entrata con la mano sinistra, è andata fuori, ancora grande intensità di Conegliano, ma le Lupe riescono a venirne fuori, riescono a superare la linea di metà campo e adesso provano a impostare l'azione d'attacco. È dura Fabri oggi, non riusciamo a impattare la squadra di San Martino, che sta lavorando ancora molto bene a rimbalzo. Si trova un altro possesso con un tiro da 3. Sbagliato, ancora fallo comunque di Caterina Piatti che spinge come non mai. Sì, sicuramente ha un vantaggio fisico e di centimetri lì sotto, però se le permettiamo anche di appoggiarsi, diciamo che il vantaggio diventa insormontabile. Esatto, è come un po', mi sembra di rivedere il film Bomber, quando spezzavano le mani al povero Giorgione e poi doveva fare l'incontro di box contro il rappresentante della base NATO locale, ma ad ogni modo non entriamo troppo in polemica con gli arbitri. È Pilatone. Che sappiamo che non è mai una cosa salutare. Adesso nell'angolo, Chiatti addirittura dai 3 punti, non tira male dai 3 punti a lei. No, assolutamente. Infatti non sbaglia di tantissimo. Dotatissima, e così come è sacrosanto qui il fallo di Marta Maschietto che non le permette di fare canestro, però saranno 2 liberi per la fortissima giocatrice numero 27 che ha già 8 punti. 9 con questo, sono 2 falli anche per Marta Maschietto. E quindi va subito per la doppia cifra qui Caterina. E nonostante la velata gufata non se la lascia sfuggire. Adesso rischia di perdere palle Serena Marton, poi un contatto che viene fischiato, almeno da questo punto di vista c'è un metro arbitrale abbastanza uniforme. Ma su questo sì, quello che stavo contestando era un po' quello che succedeva sotto canestro, ma ad ogni modo mi pare che comunque possiamo dire tutto, ma assolutamente non vogliamo che sembri al pubblico da casa che stiamo facendo delle critiche alle scelte arbitrali, sono chiaramente punti di vista e noi inevitabilmente, per quanto ci proviamo ad essere neutrali, un po' tifosi lo siamo. Sarà Luna Giuliano su Marta Maschietto prova a trovare un corridoio per Claudia Mabiglia, purtroppo però la palla è leggermente lunga, Claudia non riesce a tenerla, è troppo vicina alla linea di fondo, siamo sotto di 6 e le Lupe adesso hanno la possibilità di allungare ancora. Tanto degli aggiornamenti agli alti campi, c'è Cussignacco che sta vincendo 46-37 su Marghera, 7-34 dalla fine. Contropiede per Conegliano, bello il passaggio per Serena Marton, bella anche la sua virata e va a subire il fallo. Serena sta comunque permettendo di restare aggrappati a questa partita. Esattamente, chissà se adesso Fabri, la squadra di casa, continuerà a tenere questa intensità, perché si trova con una delle sue migliori giocatrici, Pilatone, gravata di 3 falli. Si trova in bonus a 3,52 dalla fine di questo periodo e quindi dovrà capire se gestire un attimo la questione falli oppure mantenere così alta l'intensità. Dall'altra parte c'è Conegliano che ha 3 falli di squadra e deve assolutamente riuscire a bloccare le azioni delle ragazze di San Martino. No, sicuramente può essere una chiave della partita la situazione falli di San Martino. Dall'altra parte vedete Marton che lotta
su ogni pallone, come sempre d'altra parte, e Sara Giuliano che addirittura decide di mettersi in proprio, andare a chiudere in faccia a Sara Ferraro che le rende secondo me una ventina di centimetri. Si è alzata la sbarra del telepass, Sara Giuliano è andata via dritto per il -3 per Conegliano. Conegliano ancora zona, andiamo a chiudere bene su Schizzato che sbaglia, però è a rimbalzo Ferraro, poi chiusa bene, deve riaprire, 10 secondi alla fine, Piatti ci pensa un attimo, poi riapre per Tau e poi Piatti sotto canestro, sbaglia però perché c'è un buon intervento di Maya Tramontin che poi attacca in campo aperto e lo può fare perché ha le gambe e la tecnica per farlo, è sfortunata. Aveva attaccato bene il ferro Maya. Molto bene Maya. Mi piace tantissimo quando Maya decide di attaccare il ferro perché fa veramente bene. Soprattutto facciamo bene in questa fase in cui se fanno fallo vanno in bonus. Dall'altra parte però precisissime le lupe, si rimettono subito a -6. Sì, Sara Ferraro da 3 punti ci punisce, però è una partita molto bella, posso dirlo, cioè le due squadre stanno veramente attaccando e difendendo con grande intensità e insomma voglio dire, si vede del gran basket anche questa sera qui al Pala BFC. Sì, qui adesso sull'entrata di Marta Maschietto, Sara Ferraro che commette il fallo sul secondo personale. Marta Maschietto andrà con 2 tiri liberi in lunetta, giravolta di cambi per le lupe che quindi approfittano di dare comunque ossigeno alle proprie giocatrici che hanno una panchina lunghissima, giocatrici molto giovani ma dotatissime, quindi sicuramente Facundo utilizzerà quest'arma al massimo. D'altra parte forse abbiamo visto ruotare la Conegliano un po' meno rispetto alle altre partite, sì. Fabio, se posso fare questa osservazione. Sicuramente coach Mincleri sa molto meglio di me cosa fare, però è un'osservazione. Sì, diciamo che ci ha abituati a dei cambi praticamente a 12 e in particolare nel primo tempo di solito aveva già fatto giocare diversi minuti a tutte le giocatrici. Oggi sta un po' più centellinando le rotazioni, ma appunto giustamente come dicevi tu sicuramente Mincleri sta leggendo le situazioni come sempre con grande esperienza e saggezza, come con grande saggezza gestisce questo pick and roll Sara Giuliano, poi sbaglia da sotto Marta Maschietto, un tiro tutt'altro che semplice. Sono 7 i punti da recuperare a 1:23 dalla fine del secondo quarto per Conegliano. Sì, complicata la situazione qui per Conegliano, anche perché dall'altra parte invece San Martino riesce a imporre il proprio gioco con degli ottimi dai e vai che liberano poi una giocatrice come Caterina Piatti, che non ha certo bisogno di essere lasciata sola davanti al canestro per far canestro, perché di solito lo fa anche in situazioni più complicate, figuriamoci in queste fasi in cui riesce praticamente da sola sotto canestro a metterla così facilmente. Direi time out in campo. Scusa Fede. No, dicevo 12 punti per lei, diamo spazio ai nostri sponsor. Siamo spenti, vero? Manca 1 minuto e 13 alla fine di questo secondo quarto di una partita che per la squadra di casa si sta complicando in maniera importante, perché dall'altra parte, lo sappiamo, abbiamo una squadra dotatissima, giovanissima, piena di un sacco di prospetti interessanti come sono le Lupe di San Martino,
e con grande esperienza qui Serena Marton inizia a rosicchiare un pochino lo svantaggio, perché Conegliano si trova adesso sotto di 7, ma prima era sotto addirittura di 9. Intanto grande intervento di Claudio Amabiglia, che per poco non fa fare infrazione di campo a San Martino. Sì, Serena Marton con la sua intensità ci sta tenendo aggrappati a questa partita. Dall'altra parte entra ed esce il tiro di San Martino. E San Martino sta tirando con una precisione da 3 imbarazzante, Fabri, perché anche questo tiro che era sbagliato era praticamente dentro. Esatto. Incredibile. Ma loro comunque ce l'hanno questa capacità al tiro, come ce l'ha Sara Luna Giuliano, che mette canestro almeno 5 a 20 secondi dalla fine, e a 20 secondi dalla fine ovviamente del secondo quarto dobbiamo anche cominciare a ricordare ai nostri tifosi che si può votare, anzi che li invitiamo a votare in chat per la miglior giocatrice della partita, che sarà premiata con una Magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine. Sì, e Serena Marton oggi secondo me si è messa in testa che questo premio vuole portarselo a casa, perché sta veramente lottando su ogni palla. È la top scorer in questo momento per BFC e adesso ha preso 2 tiri liberi di un peso specifico importantissimo, perché a 3 secondi dalla fine è riuscita a fare il meglio che poteva, ovvero portare avanti la palla difendendola col corpo e prendendo fallo. Sbaglia di pochissimo il primo tiro Serena, la palla gira ed esce sul ferro. Ancora sfortunatissima, rimbalzo per San Martino, ma si chiude qui il secondo quarto sul 36 a 31 per le Lupe, che hanno messo davvero in difficoltà le ragazze di coach Mini Clery, che sicuramente vorrà parlarci sopra in spogliatoio. In particolare credo qualche difficoltà nell'attaccare il pressing, ma soprattutto secondo me una difficoltà a difendere sul pick and roll, che ha liberato in maniera a tratti troppo semplice le giocatrici ospiti. Adesso abbiamo pochissimi minuti di pausa, ma vi chiediamo di restare qui perché ci sarà il momento del nostro Sponsor Day Estetica Mimosa. Allora siamo qui nella pausa lunga tra il secondo e il terzo periodo di questa partita tra Conegliano e Lupe di San Martino, e abbiamo oggi Manuela che è qui con noi, Estetica Mimosa. Raccontaci un po' della vostra impresa, che è storica. Io fin da piccolo ricordo che passando per San Bendemiano vedevo Estetica Mimosa. Allora, buonasera a tutti, io sono Manuela. Allora, l'Estetica Mimosa è nata 40 anni fa e io la gestisco da circa 25 anni. E la passione, e lo studio e la costanza hanno portato l'Estetica Mimosa la realtà che è oggi, un centro specializzato nella cura del corpo, del viso e l'epilazione laser. Diciamo che negli anni siamo molto cresciuti grazie anche al team che con fiducia e costanza mi segue
e ogni giorno cerca di dare il meglio in termini di servizi, mettendoci cuore e professionalità per clienti che si fidano e si affidano a noi. E nel presentarci la tua azienda ci hai parlato di team, di cuore, di professionalità, che sono ingredienti fondamentali anche in una squadra di basket. Che cosa vi spinge a sostenere il progetto di BFC? Beh, allora la sponsorizzazione nei confronti di BFC non vuole essere solo un aiuto economico, ma vuole essere un'opportunità da offrire ai giovani che ne fanno parte, perché la squadra è un laboratorio dove si imparano regole, si impara la condivisione con gli altri, il raggiungimento degli obiettivi, si impara a rialzarsi quando si cade e quindi penso che si imparano i valori che poi servono nella vita. E è un'opportunità quindi di crescita personale oltre che atletica. Beh, guarda Manuela, hai riassunto benissimo tanti argomenti che tutti i giorni facciamo nostri, perché proprio nella missione appunto di sostenere il basket femminile la cosa principale, la soddisfazione principale è avere qui le giovani ragazze che vengono, imparano, si mettono in gioco e imparano tutti questi valori che tu ci hai ben elencato. Per cui noi ringraziamo voi come tutti gli sponsor che ci sostengono, restateci vicini, noi faremo il massimo per dare tante opportunità appunto alle ragazze per crescere in modo sano con i valori dello sport. Buona continuazione a voi e grazie dell'opportunità che ci è stata data. Grazie mille. Arrivederci, buon proseguimento a tutti.
Allora riprendiamo la linea qui del Pala BFC in questo secondo tempo, ovvero inizia il terzo periodo di questa partita complicatina a Fabri, dove le Lupe di San Martino stanno sciorinando veramente un bel basket, un'ottima intensità che ha messo a tratti in grave crisi BFC che poi si è ripresa, è stata un po' sfortunata perché ha avuto, diciamo, una percentuale relativamente bassa di tiri da fuori, cosa che magari nelle altre partite invece non era andata leggermente meglio, e questo ci sta mettendo un po' in crisi. Siamo sotto di 5, quindi la partita è apertissima. Come la vedi, Fabri? Cosa pensi che possa mettere in campo coach Mincleri come idee per venire fuori da questo predominio della squadra ospite? Ma ti dico, secondo me, allora, San Martino ha fatto ovviamente la sua partita, fatta di grande intensità difensiva, ovviamente, di grande atletismo. Scusate. Sì, dicevi appunto, scusate, stiamo un attimo sistemando alcuni dettagli tecnici, come dopo Fabio ci spiegherà un po' meglio cosa ci stava dicendo. Intanto io ritorno dal vivo dove c'è Sara Luna Giuliano che prova il gioco a 2 con Sara Malmasham, ma legge tutto Martina Tau che lancia Caterina Piatti benissimo in entrata, sbaglia però dall'altra parte. È veramente complicato per Serena Marton portare avanti la palla quando viene, diciamo, a subire diversi contatti, ma non importa, Serena riesce a girare su Sara Luna Giuliano che la mette da 3. Ecco, adesso dovrei di essere di nuovo in diretta. Sì, dicevo appunto come poi si è dimostrato in campo, San Martino parte subito ancora molto aggressiva, nonostante magari una situazione falli non ottimali, perché quella è per lei sicuramente una delle chiavi della partita. Dall'altra parte credo che Conegliano debba sistemare soprattutto una difesa sui blocchi sulla palla e anche lontani dalla palla da San Martino. Non abbiamo lavorato benissimo in quelle situazioni e credo che sicuramente coach Mincleri abbia parlato di questo in spogliatoio, adesso sta parlando con l'arbitro. Tanto ringraziamo per il contributo dal fornitissimo bar del Pala BFC che ogni tanto ci manda dei liquidi da reintegrare. Sì, d'altronde qui l'attività Fabri è frenetica, abbiamo un sacco di persone da intervistare oltre alla cronaca di una partita che è intensissima. Adesso Pilatone che riapre per Tau che va a attaccare Giuliano che non ne vuole sapere. Grande Sara Luna Giuliano, incredibile di Sara Luna. E poi Marton per Amabiglia dai 3 punti, la mette. Claudia sentenza Amabiglia e siamo andati a prenderci una parità che è stata veramente voluta coi denti. Sara Luna Giuliano difesa stellare, Amabiglia molto bene dai 3 punti. Adesso è ancora Rossana Boccalato che prova a rendere la vita complicata a Ginevra Cedolini, che però si gira molto bene, però purtroppo a palla ferma è Serena Marton che mette male il piede, speriamo bene. Problema alla caviglia per lei, ma sembra che voglia continuare anche se non è a postissimo Serena. Intanto Sara Luna che cerca di guadagnare un fallo di esperienza, poi prova un backdoor proprio con Marton, si lamenta con l'arbitro per i contatti subiti. Giuliano. Sì, diciamo che si lamenta perché li ha subiti. Ritiene di aver prende anche un tecnico. Contatti. Va un po' oltre, ma mi è sembrato, se posso dirtela tutta, un tecnico voluto per cercare di cambiare un po' il metro arbitrale che fino adesso sicuramente non l'ha tutelata. E tanto però c'è Pilatone in lunetta con 2 tiri liberi. Sicuramente non se li lascerà sfuggire, infatti segna il primo. No, anche perché la giovane scusate, è un tiro libero ovviamente perché fallo tecnico, tiro libero più possesso. Ma non eravamo a 36 pari prima, adesso 39 le Lupe? Siamo persi qualcosa? Sì, forse. però c'è stato il canestro da sotto di Cedolini, palle a canestro contro Boccalato che adesso recupera la palla, può andare in campo aperto, virata Lebron, va a chiudere da sotto, è sfortunata la neodottoressa. Poi però pressione difensiva anche da parte di Conegliano.
Sì, non che sta si tira mettendo un indietro. po' in difficoltà adesso le Lupe finalmente, che non riescono più a giostrare la palla con la facilità con cui l'hanno fatto nei primi 2 quarti. E Rossana Boccalato mette 2 punti per il 38-39, BFC si fa sotto di 1, adesso la partita si fa veramente interessante, Fabri. Tra l'altro bel passaggio anche di Giuliano, che ha lavorato proprio per mettere in ritmo Boccalato, che sappiamo può essere una giocatrice decisiva in ogni gara. Si è ribaltata un po' la situazione, perché adesso è Conegliano che ha 3 falli e sta facendo una difesa molto intensa. E le Lupe invece la stanno subendo un po' di più, però si trovano sono a 0 falli. con questo vantaggio di falli. E Pilatone molto brava con l'aiuto del ferro e anche del tabellone a insaccare. E poi un passaggio da quarterback di Boccalato, poi si va a rimbalzo, bravissima Babiglia a controllare la palla. Fa una cosa incredibile, perché era più persa che no questa palla. Poi prova a riaprire il gioco Malbascia, poi dice non c'è nessuno è libero, vabbè, si tira, si gira e la appoggia al canestro. Anche in questo caso Malbascia fa un'azione importantissima per Conegliano. E adesso finalmente gli arbitri fischiano qualcosina anche a San Martino. È Caterina Piatti che fa il primo fallo, sono 12 punti per lei, un fallo, N rimbalzi con N che tende all'infinito. Anche lei si candida all'MVP di questa partita, che ricordiamo ancora una volta sarà premiata con una bottiglia di Prosecco di OCG Magnum dell'azienda Buzz Wine, sponsor dell'iniziativa, quindi potete votare in chat, sappiamo che siete lì, Sappiamo non vi che ci nascondete. siete tanti anche, a dire il vero non in tanti state interagendo, però siete in tanti a vedere la partita, per cui lasciateci qualche messaggio, qualche insulto, qualche consiglio per migliorare le nostre telecronache, vi aspettiamo. Addirittura Giuliano a lottare dentro l'area con Piatti, poi Tau che cerca di segnare dietro la schiena in uno dei canestrini che sono vicino alla tribuna. Palla per Conegliano, rimessa da fondo, gestita da Amabiglia. 41 Lupe San Martino, 40 BFC, 5:51 alla fine del terzo quarto. Un terzo quarto che vede Conegliano con già 3 falli, che ha alzato moltissimo l'intensità difensiva. Dall'altra parte c'è comunque le Lupe di San Martino che non scherzano per niente quanto a intensità, e infatti è complicato qui il tiro di Sara Luna Giuliano, ma Sara Malbascia insieme a Giuliano si prendono un rimbalzo fondamentale, segna. Direi con mamma un gioco mia. di prestigio Malbascia ruba Mamma mia, Malbascia la palla cosa fa? dalle mani e poi va a segnare da sotto senza neanche saltare. Incredibile, il più 1 per Conegliano, che riesce dopo praticamente dal minuto numero 1 riesce a mettere il muso davanti, perché le Lupe sono sempre state davanti. E adesso sentite probabilmente più forte di noi Facundo, che come si dice è praticamente al 7° stadio di Super Saiyan. Non lo so, mi sembra di vedere la scena in cui tornavo a casa all'università in bicicletta, i miei compagni stavano guardando Dragon Ball e come al solito la cornetta del citofono era staccata e su tutta la strada si sentiva la voce narrante di Dragon Ball. Ecco, più o meno la sensazione che ho rivissuto è stata questa. Grazie Facundo, mi hai fatto tornare giovane quando la vita era più leggera, ma va bene così. Cerca naturalmente di dare la scossa alla sua squadra, ma BFC ha deciso di lottare su ogni palla e va a prendersi un altro fallo qui. Rossana Boccalato su un'azione di penetrazione. È rimessa? Non sono tiri, Fabri? Ma io credo che che sarà rimessa perché non siamo ancora in bonus, ma Però diciamo l'azione che stava facendo era quella di andare in penetrazione. no, quindi sbaglio, sono tiri. hai ragione tu ancora una volta, Fede. Sono 2 tiri liberi perché aveva raccolto la palla per andare a tirare e giustamente sia te che l'arbitro avete
letto correttamente la situazione di gioco. Primo tiro libero segnato per Doc Boccalato e segna anche il secondo. Ed è importantissimo in questo momento della partita questa precisione libera. Siamo di nuovo avanti, siamo sul +3. Adesso c'è San Martino Sporca questo passaggio, Claudia Mabiglia riapre la palla a Piatti e poi però c'è il fallo sulla close out di Malbascia su Cetolini, Ginevra Cetolini, che avrà 2 tiri liberi. È il terzo fallo per Malbascia, che è entrata in partita, ha segnato 7 punti, ha fatto veramente un gran gioco in difesa. No, è stata fondamentale, fondamentale in difesa con il suo agonismo, ma è stata preziosa anche in attacco fino adesso. Intanto Gianni Cedolini inizia a votare, bravo Gianni. Continuate a votare, naturalmente spieghiamo agli amici da casa, soprattutto quelli magari appunto che ci seguono per la prima volta perché sono tifosi delle squadre che ospitiamo, che i voti li stiamo raccogliendo sia qui al Pala BFC, sia tramite la chat di YouTube, sia appunto tramite le altre piattaforme che abbiamo, quindi Facebook, Instagram, oppure direttamente sui telefonini WhatsApp. Ogni volta infatti contare i voti è diventato sempre più difficile. Stiamo interrogando ChatGPT per capire come venirne fuori, ma il suggerimento di ChatGPT è stato: andate al bar a bervi uno spritz. E abbiamo noi ovviamente seguito, perché abbiamo seguito. Di fronte all'intelligenza artificiale ci dobbiamo inchinare ormai. Esatto, diciamo che è uno scontro tra la nostra deficienza naturale contro l'intelligenza artificiale. E per adesso spalle a canestro ancora Boccalato che va a sfidare Piatti. era difficile qui per Boccalato girarsi di fronte a una giocatrice così alta. Non era Chiatti Fabri, ma è Cedolini. Cedolini scusate, che sta... hai ragione. Adesso poi Squizzato che va a attaccare il fondo, riapre per Tau che va a insaccare. Probabilmente qui il pubblico di casa si lamenta perché sostiene che Squizzato avesse toccato la linea di fondo mentre passava dietro alla difesa BFC. Adesso grandissima intensità su Rossana Boccalato che prova, che ferma il palleggio ma riesce a scaricare su Saralona Giuliano. 6 secondi alla fine di questa azione, spara addirittura da 7 metri Giuliano. Sì, non è la scelta era buona perché il tiro era pulito, purtroppo però è uscito. Dall'altra parte c'è invece Squizzato che finta l'ingresso in area, scarica su Tau, arresto e tiro molto precisa. Intanto importantissimo rimbalzo qui di Cedolini. D'altra parte le Luppe stanno giocando con Piatti 1,94 m, Cedolini 1,85 m. Esattamente. Ed è dura lì sotto canestro, però le dura. Rientra in campo Marta Maschietto, ma entra nella partita anche Magic Giorgia Zanardo, che sicuramente ci metterà dell'energia. Esattamente. Ricordiamo che la Red Bull l'ha contattata per una sponsorizzazione personale, visto tutta l'energia che normalmente mette in campo Giorgia, sia che si tratti di una partita dell'Under 19 sia appunto della Serie B. Ricordiamo Under 19 che giocherà l'ultima partita del girone lunedì, proprio qui al Pala BFC alle ore 20, lunedì 17 contro Bolzano. Allora Martina Tau sfida le leggi della fisica per il primo libero, invece fa un ciuffissimo sul secondo e riporta San Martino a +1, quindi dopo che Conegliano è stata avanti di 3 punti, San Martino si è fatta sotto perché si è giocata molto bene le sue chance. Tanto si è alzato anche l'urlo dei tifosi di San Martino, che non sono tantissimi, ma si fanno sentire. E si alza anche la mano di Claudia Sentenza Amabiglia per altri 3 punti. E sono 3 punti in un momento di cui Conegliano veramente aveva bisogno, perché Claudia ha trovato un tiro anche in velocità. Un po' lungo il tiro di Cedolini. Intanto riesce
a liberarsi della palla Amabilia nonostante la grande intensità difensiva di San Martino. La palla è per Sara Luna Giuliano che scarica su Boccalato dai 3 punti, lo mette! E anche lei la mette e si alza veramente tutto il pubblico della curva coneglianese in un boato per il +5 per Conegliano a 2:37 dalla fine del terzo quarto. Adesso si alza anche la pressione coneglianese. Sbaglia il tiro Tau, a rimbalzo in attacco Cedolini. Fallo di Giuliano, sì. Fallo di Giuliano che prova a sporcare la palla, purtroppo però tocca anche un po' di mano, si autoaccusa subito del fallo. Sono 3 falli per Sara Luna. La situazione è un po' complicata a livello di falli per BFC perché è in bonus, ma soprattutto ha 3 falli sia Sara Luna che Sara Malvascia. E dall'altra parte invece le Lupe hanno solo Pilatone con 3 falli, Pilatone che non sta giocando in questo momento. Tanto dobbiamo dire che appunto Marghera ha vinto a Cossignacco. Questo in chiave classifica può essere un risultato interessante per BFC. Lungo intanto il tiro, secondo tiro di Cedolini. Che ha avuto un grandissimo impatto nella partita a livello di rimbalzi, sfruttando appunto sicuramente il suo fisico. Marton per Maschietto che attacca, poi riapre per Zanardo, ancora Maschietto che può attaccare, c'è un contatto, 3 secondi alla fine, bisogna tirare e tira Serena Marton. Mamma mia cosa ha fatto qui Serena Marton. Di prima, come si direbbe a calcio. Sì, ma non poteva fare altrimenti perché stava veramente scadendo il tempo, mancava solo un secondo e Serena è riuscita a trovare una coordinazione per un tiro, ma soprattutto a far fare il terzo fallo a Cedolini, che adesso esce e lascia il posto di nuovo a Maria Pilatone. No, era di Cedolini o di Reschigliani il terzo fallo? Scusa Fabri, Reschigliani. Credo che fosse di Reschigliana che sia uscita giustamente Cedolini, come dicevi tu. No, il fallo è di Reschigliani, 1 su 2, ma importantissimo rimbalzo di Boccalato, che quindi fa un'azione da 3 punti reclamando anche un fallo, e adesso Conegliano è a 53 mentre le Lupe di San Martino sono a 45. Un momento complicato adesso per la squadra ospite. Adesso tanta energia in campo da parte di Conegliano, che è galvanizzata da questo vantaggio appena preso. Si lotta a rimbalzo, subisce il fallo Marta Maschietto e saranno 2 tiri liberi. Il fallo di Sara Ferraro, ma soprattutto Conegliano ha fatto capire che in questo momento diciamo è piuttosto complicato provare a romperle le scatole, perché si è messa con grandissima intensità. E ovviamente non saranno 2 tiri liberi perché è solo questo il quarto fallo di San Martino di Lupari, quindi rimessa da fondo per Conegliano, supera la metà campo Serena Marton, ma si va a mettere nella barra del playmaker. Poi in qualche modo manteniamo il possesso della palla perché l'ultima a toccare è una giocatrice in giallo-nero, Rachele Bortolozzo, che ha colpito col piede in maniera diciamo fortunosa, non volontaria intendo. Intanto coach Minclair aveva chiamato la rimessa Serena Marton, la rimessa comunque l'ha fatta Claudia Mabiglia. Sara Luna Giuliano riesce a trovare un fallo piuttosto netto. Sì. Fallo da parte di Rachele Bortolozzo. Rachele dice di aver preso la palla, però effettivamente sicuramente Sara Luna Giuliano ha anche l'esperienza per mimare, diciamo che se l'è giocata un po', di fallo, è stata brava, l'ha attaccata forte Bortolozzo. Alla fine ha fatto il fallo. Sì, ma è difficile che non venga fischiato questo tipo di contatto. Certo. Purtroppo il primo è sbagliato, prepariamoci al rimbalzo del secondo, molto concentrate perché probabilmente lo sbagliamo. Infatti lo sbagliamo, ma si lotta a rimbalzo e Boccalato comunque sporca la palla. Com'è che non funziona più l'autogufata, Fabri? Non lo so, si deve essere... Io chiedo scusa a Sara Luna. C'è un bug secondo Sara me. Luna, tu avrai capito che io stavo facendo in buona l'autogufata. fede. E intanto il defensive team per coach Minincleri toglie Giuliano, mette Giorgia Magic Zanardo per questa azione difensiva, preservando così dai falli il playmaker titolare. Va a fare fallo invece l'uscita di Boccalato
è fallosa. Sì. È il secondo fallo per lei, 15 il suo score personale. Diciamo che, come dici sempre tu Fabri, quando si incendia Boccalato sicuramente si incendia la partita. Può succedere Adesso- di tutto. sì. Adesso dà il cambio K a Boccalato che prende qualche minuto di riposo. Sì, coach Minincleri sfrutta così anche la pausa tra terzo e quarto, intanto rimette Sara K, che è stata protagonista di una ottima partita in quel di Mestre contro la Reyer la settimana scorsa. E adesso ancora pressing a tutto campo da parte delle padovane, supera bene la metà campo Giorgia Zanardo, poi sfrutta il blocco di Maschietto, quasi una persa, e invece ancora Cotone per Claudia Mablia, che è un po' il jolly anche lei, no? Come si diceva di Capitan Marchioni, quando hai un problema poi lei mette sempre una pezza per il +10. Questo tiro da 3 punti di Claudia, 33 secondi alla fine. Reschiglian, bravissima anche lei, al centro area per il 48-56, 24 secondi alla fine. Potrà giocare fino alla fine Conegliano, e coach Minincleri ovviamente, come in una partita a scacchi, rimette in campo Sara Iuliano, toglie Giorgia Zanardo. Dall'altra parte invece le Lupe fanno entrare in campo Aurora Donato, giovanissima, 2008, per dare un po' di intensità senza rischiare di gravare qualcun altro dei falli. Sara Luna che va a cercare il blocco di Maschietto, poi va a segnare da sotto con le gambette il pallone, ovviamente non lei, che si arrampica sul canestro, e poi scade il tempo. 58-48 per il BFC. Grande entusiasmo in tribuna e grande entusiasmo anche perché Sì, grande, avremo grandissimo. un ospite qui in console. Infatti Fabri, tu rimani qui con noi, invece di utilizziamo il tuo microfono per intervistare il nostro ospite. Guarda, tienilo pure in mano così, mettilo vicino alla bocca. Abbiamo qui un ospite speciale, no? Daniele. Ciao Daniele. Allora, Daniele oggi è qui non a caso, perché si è aggiudicato nella scorsa partita il premio Indovina la canzone. Esattamente. E te la sei giocata proprio col capitano, quindi sei Sì, andata... alla fine proprio, all'ultimo minuto. Bene, allora a noi fa piacere, sai perché? Perché pensavamo che nessuno ci badasse da casa e invece tu ci hai dato questa grande soddisfazione, e per questo, per aver indovinato Francesca Marchioni, capitano, proprio mentre noi citavamo la famosa canzone di Battisti Non è Francesca, ti aggiudichi la maglietta BFC. Bellissima la polo, Bellissima. bellissima. Il buono spritz che Già preso. le fonti ben informate hanno detto che hai già consumato. Però, già che sei qua Daniele, io so che tu sei una persona molto umile e non vuoi avere visibilità, però parlaci un po' del tuo supporto che dai alla squadra facendo anche del volontariato. Ma io ho il grande piacere e l'onore di portare in giro le ragazze delle giovanili del basket femminile conegliano, under 11, 13, 15, 17. Lo faccio con grande piacere perché sono ragazzine veramente simpatiche che hanno una grande passione per questo sport. Per cui... Bene, e immagino che facciano anche parecchia confusione in pulmino, però. Ma guarda, l'altro giorno sotto la grandine non si sentiva neanche la grandine, si sentivano solo loro. Perfetto. Sono fantastiche veramente. Allora Daniele, l'ultima cosa e poi ti lasciamo goderti l'ultimo quarto di questa bellissima partita. Lancia un messaggio agli amici che magari hanno del tempo libero e possono con un piccolo sforzo dare una mano alle associazioni di volontariato, alle associazioni sportive, mettersi un po' in gioco per dare una mano a chi investe nel sociale. Ma venite qui a conoscere, a vedere le partite del basket femminile conegliano, perché qui si respira veramente un'aria di magia e di grande passione per questo bellissimo sport. Beh, guarda, le tue parole sono state bellissime, noi ti ringraziamo. E grazie a voi. Alla prossima, noi rimettiamo in palio ancora il premio. Oggi tu sei qui, quindi qualcuno da casa chissà che non se lo aggiudichi. Sì, anche perché la polo è bellissima. Rivediamo la polo. No, la polo non si vede, però adesso Daniele la porterà e la sfoggerà
mentre guiderà il pulmino delle giovanili. E grazie, come detto, appunto è veramente un piacere avere persone che danno una mano alla squadra e non solo, danno anche supporto psicologico ai commentatori, che in questo nostro delirio ci sentiamo ascoltati, così come tutti gli amici da casa che invitiamo a votare per l'MVP della partita, che si aggiudicherà una bottiglia Magnum di Prosecco messa in palio dal nostro main sponsor Buzzer Wine. E intanto sul 50, 58, 9:37 alla fine, rimessa per Conegliano, spalle a canestro, Marta Maschietto se la gioca con Bortolozzo, riapre per Sara K che la mette dai 3 punti, freddissima, ragazza di famiglia albanese, la nostra straniera di coppa come si diceva una volta. Intanto segnano le Lupe con un'azione molto complicata, sono riuscite a capitalizzarla al massimo. Ancora Sara K dalla sua mattonella, la palla esce. Ma intanto ancora una volta Serena Marton sta facendo un lavoro incredibile, perché sta andando su tutti i rimbalzi in attacco, sta mantenendo vivi tutti i palloni, recuperando secondi tiri per la squadra, ed è un lavoro veramente fondamentale. È un lavoro pazzesco che Serena sta facendo dall'inizio della partita, è un lavoro che ha fatto benissimo la squadra delle Lupe per gran parte della partita, infatti ha veramente creato tante difficoltà a Conegliano che poi si è accesa verso la seconda metà del terzo quarto, proprio imponendo essa stessa la stessa intensità che aveva subito nella prima parte invece della partita. Sì, guarda, si è accesa sicuramente sui canestri di Amabiglia e di Boccalato, ma poi trovando energia anche per alzare la difesa. Però voglio ricordare che è rimasta aggrappata alla partita anche grazie al lavoro diciamo così sporco di giocatrici come Malbascia e come Marton, che sono andate veramente a recuperare palloni nella spazzatura per ottenere secondi tiri e per tenere la squadra in partita quando magari non si riusciva a fare canestro. Adesso Conegliano nelle ultime 2 azioni di attacco ha perso un attimo lo smalto e la lucidità che l'aveva contraddistinta invece nella seconda parte del terzo quarto. Dall'altra parte invece le Lupe hanno rosicchiato qualcosa dello svantaggio che avevano. Conegliano si trova comunque sul +9. Coach Mincleri decide di far uscire Claudia Amabiglia e far entrare nella partita la dottoressa Rossana Boccalato. Vediamo ora cosa si inventa Facundo per riuscire a riacciuffare questa partita. Reschignan addirittura dai 3 punti con uno step back, ma è Bortolozzo in realtà anche lei preziosissima a prendere un rimbalzo in attacco nel cuore dell'area. Bortolozzo ha fatto 4 punti in pochissimi minuti, diciamo che ha trasformato in oro tutti i palloni che ha toccato, e quindi sicuramente il suo innesto è stato indovinato. Allora guardate come Giuliano ha letto perfettamente la situazione, è andata a servire Maschietto che era marcata da Bortolozzo, poi purtroppo Maschietto ha sbagliato da sotto, ma grande lettura proprio del gioco e delle situazioni da parte del playmaker di coach Mincleri. Ancora una volta a cercare dentro l'area Maschietto, che poi riapre e poi va a sua volta a ricevere e a subire il fallo di Reschignan, che sarà, se non sbaglio, il quarto fallo per sì. Reschignan, che con 12 punti e grandissime azioni si è contraddistinta sicuramente tra la squadra delle Lupe, e sicuramente adesso ci pare di capire che Conegliano sta cercando un attimo anche di prendersi qualche fallo in più, Fabri, di tenere magari la palla un po' di più per complicare ancora di più la situazione per le Lupe di falli. Le Lupe sono già gravate di 4 falli in questi primi 3 minuti della partita. Ma una cosa molto importante, oltre al fatto che Marta Maschietto ha segnato il primo libero in questo momento, è salutare il nostro amico Ruggero Fontana, che ci segue da casa. Ruggero Robocop Fontana, perché ha
fatto un innesto di titanio, cosa che praticamente farà suonare i metal detector di tutti gli aeroporti. Che lui è uso a frequentare quando non si fa investire in bici. E adesso intanto dall'altra parte sbaglia da sotto Maschietto, ma rimbalza in attacco di Colombi. Giuliano con la palla sfrutta addirittura 2 blocchi, poi va a servire Boccalato che segna da sotto. Ah sì, questo era un bacio perugina da scartare, leggere il bigliettino e mangiare in un sol boccone. Grandissimo assist. Il più 11 per Conegliano sul tubido del cambio. Già Amabiglia e Malbascia va a segnare da sotto Piatti. Beh, qui Piatti ha fatto un altro ottimo movimento, quindi è riuscito anche ad ammortizzare il corpo che la stava spingendo indietro, quindi grande controllo, grande uso della propria forza da parte della giocatrice delle Lupe. Sfortunata qui Serena Marton col doppio ferro che risputa fuori il tiro da 3, 6 minuti alla fine di questo quarto. Buona chiusura difensiva qui di Marta Maschietto che riesce a sporcare la palla. Sta facendo fatica adesso le Lupe, stanno facendo fatica a giocare, riesce Conegliano a mantenersi sul più 9, però dobbiamo stare attentissimi perché la squadra delle Lupe è temibilissima. Ora rimette dentro Ginevra Cedolin. Tanto altri aggiornamenti, anche Pordenone ha vinto 68-47 a Muggia, quindi diciamo che Pordenone resta attaccata ai primi posti della classifica. Allora, primo fallo per K qui che ferma fallosamente un'entrata della giocatrice di San Martino, è rimessa in attacco per San Martino che buonissima Bertoncello, giocata, poi quasi un grande 2+1 giocata. da parte di ancora Reschiglian, che però avrà 2 tiri liberi. Ma Reschiglian, Fabri, cioè, abbiamo parlato di Caterina Piatti perché sicuramente ha avuto un impatto devastante, ma Reschiglian ha veramente giocato un gran bel basket. Sì, molto forte questa giocatrice mancina. Scusate, no, l'ho vista giocare molto bene con la mano sinistra, in realtà sta tirando i tiri liberi con la mano destra, sbaglia il secondo però. Quindi Amabiglia è molto intelligente nell'andare a recuperare il rimbalzo lungo, perché non dobbiamo regalare seconde palle a San Martino che ne ha avute fin troppe nella prima parte della partita. Giuliano che cercava di attaccare il canestro, però va a chiudere un po' la strada Malbascia. Giuliano ancora vuole sfruttare il vantaggio, poi è boccalato dall'angolo, sfortunata, si lotta a rimbalzo, però ovviamente anche in questo caso Cedolini fa valere tutta la sua altezza. È giocata un po' improvvisata da parte di San Martino che perde palla, e appunto mentre noi riceviamo i saluti di Ruggero Fontana dal divano di casa diamo anche un po' di spazio ai nostri sponsor. Qui a metà del quarto quarto di una partita veramente intensa, qui è l'ottava di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Conegliano è avanti in questo momento
nei confronti di San Martino di Luperi. San Martino che ha dominato per primo, secondo e metà del terzo quarto. Conegliano che poi è andata avanti, però appunto qui non c'è da calare l'attenzione, infatti non ci pensa un attimo Serena Martò che segna un canestro, anche questo è importantissimo, più 10 per Conegliano. Importantissimo questo canestro di Serena dal mezzo angolo per il più 10. E spende un fallo nella penetrazione della numero 10 di San Martino. Aspetta che non ce l'ho in lista io. Scusami, hai ragione. Sofia Ferraro. Il fallo è di Sara Malbascia, anzi no, è di Claudia Mabiglia. Ma no, era Sara Malbascia che ha fatto il fallo. Quindi non sono 4 per Claudia Mabiglia, ma sono 4 per Sara Malbascia. Il fallo è sulla 10. E sono 2 tiri liberi a 4:43 dalla fine della partita. Sul più 10 BFC sbaglia il primo. Intanto Claudia Mabiglia è stupita dal fatto che il fallo sia stato assegnato a lei, ma l'arbitro diciamo non cambia idea, segna 1 su 2 la giovane giocatrice del Luperi di San Martino Sofia, e adesso è Serena Martò, un grande gioco di gambe per riuscire a superare la metà campo, riesce a scaricare anche molto bene su Claudia Mabiglia che segna da 3, ma è tutto fermo perché è infrazione di passi per Serena Martò che effettivamente aveva perso la catena. Sì, aveva segnato ancora una volta Claudia Mabiglia dai 3 punti, ma Serena in effetti sull'arresto aveva fatto 3 passi. 67 Conegliano, 58 Lupe, ancora con la forte Piatti sotto canestro che si va a prendere un fallo da parte di Sara Malbascia. Adesso sono 4 falli anche per lei e Caterina Piatti che va ai tiri liberi, la ricordiamo è stata precisissima fino ad ora e quindi proverà a rosicchiare ancora il vantaggio, a portare la propria squadra, lo svantaggio, a portare la propria squadra a -7. Rientra che Pilatone, la ricordiamo, precisissima anche dalla linea dei 3 punti, giocatrice molto forte come precisissima anche Caterina Piatti. Sì, sono dalla 15 lunetta. i punti per lei, adesso 16 con questo tiro libero, ma veramente incredibile Fabio, penso che abbia il 100% e di liberi ne ha tirati oggi. Che per una giocatrice comunque della sua altezza non è una cosa semplicissima. Assolutamente, così come non è semplice per Conegliano uscire dal pressing di San Martino. Adesso Boccalato con la palla, vuole giocare 1 contro 1, anzi tiro da 3, è un errore ma preziosissimo il rimbalzo in attacco di Sara Colombi. Sara Colombi che poi prova a servire Claudio Mabiglia, lo capisce una giocatrice di San Martino che sporca la palla esce, 3,57 alla fine, 11 secondi per Conegliano per finire questa azione d'attacco. E Claudia Mabiglia adesso che... Mamma mia che rimessa che abbiamo gestito, invece poi fallo in attacco e fischiato a Ross Boccalato, l'arbitro dice che si è agganciata, quello che negli Stati Uniti chiamano hooking, lei tende a fare questo movimento, però da qui sinceramente non ho visto. Non lo so, vediamo di cosa può aver visto l'arbitro, non possiamo dire altro. Adesso veramente sportellate tra Malbascia e Piatti, poi l'arbitro deve fischiare, ma forse c'era già un fallo di Malbascia prima, poteva essere il 5. Era netto il fallo di Malbascia, lo ha speso Boccalato per cercare di fermare la fortissima giocatrice delle Lupe. Non è proprio una grande idea mandarla in lunetta perché è stata fino ad ora veramente devastante, ma continua a esserlo. Grandi complimenti per un pezzo di ghiaccio. Sì, per questa atleta, ha segnato 17 punti, non sbaglia mai. Rientra nella partita Marta Maschietto dal cambio a Sara Malbascia, che anche questa sera si è guadagnata la pagnotta. Sì. 5 punti di vantaggio per BFC.
Lupe che si rifanno sotto, partita bellissima e complicatissima per la squadra di Conegliano. 3:41 dalla fine, bisogna segnare, bisogna fare canestro. 6-2, 6-7. Non c'è il backdoor, ma addirittura viene intercettata da Cedolini la palla. Quindi Lupe in attacco, molto forte la difesa di Sara Luna, poi Piatti con la palla, fortissima anche Maschietto su di lei, una difesa molto fisica, la palla si arrampica, le dei del basket hanno deciso che questa è la serata di Caterina Piatti, col contatto fortissimo su Marton che poi va finalmente a guadagnare un fallo. Saranno 2 tiri liberi per Serena sul 67-64 a 3 minuti dalla fine, quarto fallo questo per Pilatone. 2 tiri liberi per Serena Marton. Segna il primo Serena. 68 BFC, 2 64 possessi Lupe. di vantaggio. È corto il secondo ma si arrampica ed entra. 69-65, 3 minuti alla fine. Quindi Pressione forte di Boccalato su Cedolini. Palla spalle a canestro su Piatti che si libera bene, ma poi forte la difesa di Maschietto. Ancora sì, più ma forte cosa fa Piatti. Chiatti, ragazzi? Tanta roba, complimenti. Pazzesca, Eh, giocatrice stratosferica. Perché Veramente. una cosa è essere alti, una cosa è saper giocare anche a pallacanestro e Caterina Piatti lo sta dimostrando questa sera. Sporcato il tiro di Amabilia, 66-69, 2 minuti e 30, arriva fin sotto, bravissima Cedolini per il -1 a 2:26, vuole parlarci sopra. Mamma mia che partita, Coach ragazzi. Minicleri, 68-69. Sta soffrendo Conegliano il fatto che le Lupe abbiano alzato il quintetto. È sicuramente un fattore che ha messo in grande difficoltà, quindi questa mossa di Facundo è stata veramente indovinata. Ha riportato le Lupe a -1 da un -9, quindi In questo momento l'inerzia della gara, come direbbe sì. Coach Peterson, è tutta a favore di delle San Martino, sì, giocatrici assolutamente. ospiti. E infatti, leggendo molto bene la situazione, Coach Minicleri ha deciso di chiamare un timeout, se non altro per rompere questa serie, questa Sì, inerzia offensiva delle avversarie, ma anche sicuramente per per ricordare alcuni adattamenti difensivi, perché in effetti perché stiamo soffrendo veramente tanto il fatto che San Martino riesca anche con le lunghe ad andare a prendersi la palla lontano dal canestro e poi a trovare comunque la via della penetrazione. Questo ci sta mettendo in difficoltà. D'altra parte, sai, non è facile difendere su giocatrici molto più alte come possono essere Caterina Piatti o Ginevra Cedolini, e poi così mobili, perché sono in grado di attaccare fronte a canestro, attaccare in palleggio, giocare 1 contro 1. Sì, esatto. E poi appunto le Lupe hanno alzato tantissimo la difesa e l'intensità, e quindi questo sta rendendo la vita difficile a Conegliano, che non riesce proprio più a trovare le linee di passaggio che invece era riuscito a trovare, però adesso sporca la palla e Boccalato. Una palla in maniera anche abbastanza banale per la giocatrice che lei è, ma poi recupera il pallone e serve un ennesimo cioccolatino per Boccalato, che va a segnare da sotto per il +3. Adesso difesa forte di Conegliano, ma Piatti ancora libera sotto canestro. Boccalato non spreca il fallo, ma va a difendere in maniera estremamente efficace, e poi ancora una volta Serena Marton per fare una magia. Qui Boccalato ha rischiato perché poteva essere il suo quinto sì, fallo, sì. ma ha fatto benissimo a mettere tanta pressione alla giocatrice avversaria, che è una giocatrice stellare. Abbiamo potuto ammirare veramente delle giocate spettacolari di questa numero 27 delle Lupe, che ha 22 punti a referto, solo 2 falli fatti, come si dicevamo prima, tantissimi rimbalzi. Sì, Boccalato è andata a saltare perfettamente in verticale, quindi è riuscita a non commettere fallo. Poi Serena è andata a prendere rimbalzo in attacco e segna anche un tiro libero. Quindi più Ancora 4 una volta per Conegliano. preziosissimo per il +4.
a 1,43 dalla fine, 2 possessi di distacco, ma San Martino con la palla in mano. Adesso addirittura Cedolini marcata da Maschietto, la mette quasi dai 3 punti, gira ed esce il suo tiro. Pazzesco comunque, perché Cedolin qui è stata sfortunatissima, una giocatrice così alta che porta palla avanti, riesce a liberarsi anche per il tiro da 3. Adesso Giuliano vuole giocare, Ma 2 sì, blocchi Conegliano per lei deve e usare. poi sotto canestro va a guadagnarsi un fallo da parte di Cedolini che non protesta. Saranno 2 tiri liberi per Sara Luna, che tra le tante sue abilità non ha certo quelli di tiri liberi, perché purtroppo tira con una percentuale piuttosto bassa i tiri liberi, quindi Vedremo quello che succede. Dobbiamo stare quindi concentrate per il rimbalzo, Fabri, giusto? sì, perché aspettiamo una giocatrice esperta, segna il primo. Incredibile! Incredibile, amici! 73 a 68 più 5, 1 minuto e 11 sul cubo del cambio per l'azione difensiva. Giorgio Ma Zanardo, guarda un po'! 2. Ma Spero che vabbè. Quindi paste, lunedì paste spero Sara che Luna. Sara Luna possa ricordarsi di me. Sì. Mamma mia, un 2 su 2 con autogufata perfettamente Super riuscita autogufata. da parte del buon E adesso Fabri. grande pressione, adesso resistere, riescono a mantenere comunque il possesso del pallone. Pilatone pericolosissima, ce lo ricordiamo, tutto al pick and roll, palleggio tra le gambe, poi Piatti che riapre nell'angolo e Ferraro sbaglia, rimbalzo di Doc Boccalato, apre Sì. per Zanardo che supera la metà campo, va a attaccare, riesce dall'angolo, mette la palla nelle mani di Fabri, Boccalato. pennette, spaghetti, cosa faccio? Cosa butto? Aspettiamo un secondo, Boccalato che serve a Mabiglia che sbaglia, ma mancano 20 secondi, 68-74, quasi persa, poi addirittura Maschietto che cerca di andare ad intercettare. Comunque Sono Fabri, 16 secondi e 9, 68-74. il pubblico di casa sta spingendo per rimanere in tema di Dragon Ball, un'onda energetica incredibile la propria squadra. C'è veramente un tifo pazzesco. Possiamo dirlo, il pubblico del Pala BFC comincia ad essere un fattore, Sì. perché veramente quando alza l'intensità della propria... Che poi Fabri, me lo spieghi come Passione. mai nella seconda parte della partita l'intensità si alza? È a causa delle frequentazioni che avvengono tra il secondo e il terzo quarto in Secondo zona me bar. è a causa dell'ingrediente segreto del Ma anche nostro perché spritz con no, l'Aperol. ti racconterò una cosa, il boccione che avevi preparato tu di spritz con Aperol era già finito. Il boccione Quindi da 6 litri. le giovani atlete dell'Under 19 che servono al bar hanno improvvisato degli spritz, secondo me potrebbero aver sbagliato anche le vogliamo proporzioni. sapere cosa hanno messo dentro l'intruglio magico che ha portato tanta euforia. Esatto. Intanto Nella curva del Pala BFC. salutiamo anche Gaetano Giuliano che ci segue sempre con grandissimo piacere. Gaetano, averti tra i nostri ascoltatori. La tua Lulu è una giocatrice molto molto importante che veramente è un esempio per tante giovani che vengono qui al palazzetto e che possono innamorarsi di cosa voglia dire essere un grande playmaker. Sì, davvero, guarda, su questo punto io sono sempre punto molto sugli aspetti del suo gioco che sono sempre molto intelligenti e dimostrano come una giocatrice non altissima possa dominare il campo in mezzo a tante giocatrici così alte come Rose Boccalato, che si mette il pallone sotto l'ascella, fa scadere il tempo per questo 74-68. La BFC torna alla vittoria, grandissima euforia perché non è stata per niente una partita facile. Le Lupe di San Martino di coach Berezzi Artua hanno veramente giocato un'ottima partita, facendo vedere un grandissimo basket e
il BFC ha veramente dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per portarla a casa. Guarda, io non ho la camicia ma ho sudato tantissimo, è stata una partita molto molto intensa e penso che l'omaggio che il pubblico sta dedicando alla propria squadra sia veramente meritato, perché non hanno mollato mai e di fronte a queste giovani atlete che vengono da San Martino, che hanno un potenziale tecnico ed atletico veramente importante, e società alla quale noi facciamo grandissimi complimenti, per oggi BFC non ha mollato niente e si è portato a casa questi 2 punti meritatissimi. E spero io che si possa sentire anche da casa l'urlo che si alza dalla curva del BFC, perché veramente anche dal punto di vista del pubblico e del supporto che ha dato io farei un grande applauso a tutti i nostri tifosi. Adesso foto di gruppo per le nostre atlete, noi ci prendiamo una piccola pausa per andare a contare i voti, state collegati perché ci sarà sicuramente dopo questa piccola pausa la premiazione dell'MVP della partita. Bene, siamo qui alla fine di questa partita con l'MVP di questa giornata, Serena Marton, premiata da Buzz Wine. Oggi ti porti a casa la bottiglia di Magnum e secondo noi e secondo il pubblico di casa è strameritata, perché ci sono stati dei momenti di grande difficoltà dove con le unghie e con i denti hai tenuto in piedi la squadra. Cosa ne pensi? Non ho tenuto io in piedi la squadra, siamo state tutte quante brave, abbiamo lottato come alla fine contro la Reyer, poi lì il risultato è stato diverso, non abbiamo portato a casa i 2 punti, però l'importante è continuare su questa strada.
che cosa è successo nella pausa tra il secondo e il terzo quarto? Perché abbiamo visto una grandissima intensità di San Martino che vi ha messo in difficoltà. Voi siete rimaste però sempre lì e poi a un certo punto nel terzo quarto è scattato qualcosa, ce lo racconti? Ma è successo in realtà niente, Angelo ci ha detto ragazze se non aumentiamo l'intensità non vinciamo, noi volevamo vincerla e ovviamente abbiamo messo quello che potevamo dare. È andata bene. È andata bene. Allora, Sere, veramente complimenti, sei stata votatissima. Come fai a trovare sempre, diciamo, la forza per non mollare mai? Raccontaci un po' il tuo segreto. La passione, non c'è altro da dire. Io non ho nient'altro da aggiungere, magari forse potremmo sfottere un po' Rossana che si è laureata, Sì. giusto? La chiamiamo? Ross? Rossana? Ross? Allora, Posso un attimo piccolo, presentare? sì. Fai tu Allora, la presentazione. qua vicino a me c'è Rossana. Rossana, raccontaci cos'è successo negli ultimi giorni. Hai studiato molto? Ho studiato tantissimo, E incredibilmente. hai preso la laurea in? Scienze motorie, Quanto? 110 e lode. Facciamo gli applausi. Brava Ross! Ok, con questo ho fatto tutto. Grazie. Allora, ecco, un saluto a tutti. MVP Serena Marton, dottoressa Rossana Boccalato. Alla prossima. Ciao. Complimenti. Benissimo, sulla premiazione di Serena Marton come MVP della partita e sulla vittoria quindi del BFC contro San Martino di Lupari, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, di nuovo in casa, un derby contro Istrana 18:45 qui al Pala BFC. Salutiamo tutti e ringraziamo per l'attenzione.